Autonomia e il DDL Calderoli approvato in Consiglio dei Ministri nel pomeriggio tra gli applausi. Esulta il centrodestra, Zaia è una riforma di modernità, chi non la vuole non conosce la Costituzione. Conto alla rovescia per l'inizio ufficiale del Carnevale veneziano. Saranno molti gli agenti in servizio per garantire la massima sicurezza in quelli che saranno festeggiamenti diffusi oltre il centro storico. Noi non rinunciamo alla nostra lotta, a dirlo il senatore veneziano di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, dopo la scritta anarchica comparsa sul ponte di Calatrava. Sarà nominato lunedì il medico legale incaricato di fare analisi approfondite sulle ossa ritrovate in un campo a Marghera. Si indaga sulle scarpe Vans prodotte 7 anni fa. Appartamento in fiamme a Chioggia, i vigili del fuoco riescono a salvare un uomo rimasto intrappolato nel rogo, è rimasto seriamente ustonato. I consiglieri comunali di Venezia hanno partecipato in Campo Manin a un flash mob di solidarietà al popolo iraniano per la violenta repressione attuata dal regime di Teheran. Verso il giorno del ricordo, il 10 febbraio, un mese di eventi e testimonianze a Venezia per ricordare la tragedia delle foibe. Edizione di Venezia dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dai nostri titoli in apertura. Questa sera in primo piano la pagina politica, parliamo di autonomia. Approvato dal Consiglio dei Ministri, infatti, tra gli applausi, lo schema di disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata. Ebbene, esulta il centrodestra, il PD, fermamente invece contrario, annuncia una mobilitazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato tra gli applausi il disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata, primo punto all'ordine del giorno della riunione dell'esecutivo e ora pronto a essere sottoposto all'esame della conferenza Stato-Regioni. La reazione a caldo del governatore Luca Zaia è stata di grande entusiasmo. È una bellissima notizia perché inizia finalmente un percorso verso l'autonomia, verso il federalismo, che è una scelta di modernità, di responsabilità e ovviamente non è la secessione dei ricchi come qualcuno la vuol definire, tantomeno voler spaccare l'Italia in due, ma sarà l'occasione per crescere tutti assieme guardando al futuro con positività. Soddisfatti per l'obiettivo raggiunto nei primi 100 giorni del governo Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, così come gli esponenti di Fratelli d'Italia, mentre il Partito Democratico si schiera compatto contro la bozza. È proprio sbagliata e quindi non se ne farà nulla, attacca il candidato alla segreteria Stefano Bonaccini, che ha chiesto a sua volta l'autonomia per la sua Emilia-Romagna, ma ritiene scorretta, anzi ridicola, la strada intrapresa dalla Lega. Se vogliono andare avanti faremo una mobilitazione con tanta gente nel paese, ha aggiunto. Per il leader CGIL Maurizio Landini un progetto che va contro l'Italia, posizioni che poche ore prima dell'approvazione Zaia aveva respinto con queste parole. Mi spiace vedere che ancora ci sia qualcuno che sostiene che questa sarà la fine del nostro paese. Non sarà così. Basti pensare che Germania, Stati Uniti vengono percepiti come grandi nazioni non divise, ma hanno federalismo veramente vero. 10 articoli, l'ottavo il più contestato dal centrosinistra, quello che specifica che dall'applicazione della presente legge di ciascuna intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ho l'impressione che, vista la confusione che c'è in questo governo, non siano d'accordo nemmeno all'interno della maggioranza su questo testo e che per il momento venga mandato avanti perché ci sono le elezioni in Lombardia. Noi abbiamo una posizione molto critica nei confronti del disegno di legge, della proposta, della bozza di Calderoli. L'autonomia è un processo invece che va realizzato, va fatto in maniera seria, stralciando dalla possibilità di costruire questa autonomia alcune materie che oggi sono del tutto inattuabili. Un passaggio tutto da verificare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per Martella l'approvazione della bozza Calderoli, nel giorno in cui il presidente della provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha incontrato Giorgia Meloni chiedendo che le medesime prerogative del Veneto vengano assegnate anche alla provincia autonoma, affinché, dice, non si crei un paradosso tra territori a statuto ordinario e territori a statuto speciale. Oggi, ha concluso, abbiamo messo le mani avanti. E tra le prime reazioni anche quella del senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, coordinatore regionale veneto del partito. Senza ombra di dubbio un passo importante all'interno di un percorso in cui abbiamo sempre creduto, anche quando gli altri ci accusavano del contrario. È inconfutabilmente un risultato targato Giorgia Meloni. I cittadini alle ultime elezioni hanno scelto la concretezza e la coerenza di Fratelli d'Italia, premiandoci con la loro fiducia
fiducia. In Veneto un cittadino su 3 ha creduto in noi e questo ci onora e la loro fiducia va ripagata. Lo facciamo oggi con atti concreti e non con slogan, promesse o chiacchiere che hanno caratterizzato i passati governi. Rimaniamo sulla pagina politica, noi non rinunciamo alla nostra lotta, a dirlo il senatore veneziano di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, dopo la scritta anarchica comparsa sul ponte di Calatrava. È in atto una violenta offensiva da parte degli anarchici in tutto il mondo. In particolare in Italia stanno arrivando a minacce fisiche nei confronti di uomini dello Stato e delle istituzioni. Anche a Venezia purtroppo abbiamo assistito a delle scritte inneggianti all'abolizione del 41 bis, che è lo strumento più efficace che ha lo Stato per contrastare la mafia. La scritta, ben visibile, è apparsa sul ponte di Calatrava dal lato rivolto verso Mestre sulla lunghezza della campata superiore e recitava Cospito libero. Puntuale l'intervento del Comune di Venezia che attraverso Veritas ha dato il via alla rimozione della scritta in meno di un'ora, con gli applausi di molti cittadini e pendolari che si complimentavano col tecnico specializzato per il lavoro che stava svolgendo. Immediata la reazione del senatore veneziano Speranzon. Fratelli d'Italia al governo intende non avere alcun tipo di cedimento nei confronti dei mafiosi e dei terroristi. Non ci intimidiscono e vogliamo anche ringraziare gli operatori del Comune di Venezia che questa mattina prontamente hanno ripulito dalle scritte inneggianti all'abolizione del 41 bis il ponte della Costituzione e soprattutto tutti quei cittadini che applaudendoli hanno dimostrato da che parte stare, contro la mafia e contro il terrorismo. Cambiamo argomento e conto alla rovescia per l'inizio ufficiale del Carnevale veneziano. Saranno molti gli agenti in servizio per garantire massima sicurezza. Tutti i nostri operatori saranno in strada e tra l'altro nei comuni a cui abbiamo dato supporto durante l'anno scorso ci sarà ricambiato con la presenza di agenti sia di Jesolo che di Caorle che di altre realtà. Forze di polizia anche da altri comuni in supporto a quelle veneziane per un carnevale all'insegna dei controlli e della sicurezza. Quest'anno a maggior ragione, dal momento che i festeggiamenti andranno ben oltre Venezia città. In primis a Mestre, dove per la prima volta sfileranno i carri mascherati che toccheranno una delle zone più critiche dal punto di vista della criminalità, Via Piave. Quest'anno, pur non avendo quegli eventi tipo i voli dell'Angelo che richiamavano molte folle, ci impone anche un controllo del territorio maggiore perché non essendoci dei poli di attrazione specifica la gente andrà un po' di qua, un po' di là e quindi dovremmo esserci. Tra l'altro quest'anno avremo più sfilate di carri, quindi anche un lavoro da questo punto di vista maggiormente impegnativo. Riservo su quelle che saranno le zone maggiormente attenzionate. Le misure di sicurezza vengono prese ma ovviamente non vanno comunicate per non svuotarle di significato. Certamente ci saranno prese, come le prendevamo prima del Covid, tutta una serie di blocchi stradali, di situazioni che garantiscono la sicurezza dei partecipanti. E sarà nominato lunedì il medico legale incaricato di fare le analisi approfondite sulle ossa ritrovate in un campo abbandonato in via della Chimica a Marghera. Intanto procura e polizia locale indagano anche sulle scarpe Vans unisex ritrovate accanto alle ossa e che non erano in commercio prima di 7 anni fa. Proprio la data di commercializzazione del modello restringerebbe dunque il campo della datazione della morte della persona a 6 al massimo 7 anni fa. Al momento ancora non si sa se le ossa appartengono a un uomo o una donna. La cronaca ora ci porta a Chioggia, intrappolato tra le fiamme divampate nel suo appartamento. Un uomo è stato salvato in extremis dai vigili del fuoco. Paura verso le 12:30 per l'incendio scoppiato in un'abitazione al secondo piano di una palazzina in Calle Ramo Fornetti a Chioggia. I vigili del fuoco intervenuti tempestivamente hanno salvato un uomo rimasto intrappolato tra le fiamme del suo appartamento. Non riuscendo ad attraversarle è stato portato fuori dai pompieri entrati con gli autorespiratori per spegnere il rogo. Nel tentativo di liberarsi l'inquilino è rimasto ustionato respirando anche del fumo. Per questo, dopo essere stato stabilizzato dagli operatori del 118, è stato trasportato all'ospedale.
I vigili del fuoco, accorsi da Cavarzere e Mestre con 2 autopompe, un'autobotte, il carro aria e 12 operatori coordinati dal capo servizio e dal funzionario di guardia, hanno spento l'incendio evitando che si propagasse ulteriormente. Sono in corso le operazioni di evacuazione dei fumi e il sopralluogo dei tecnici per determinare le cause. E un muro bianco di nebbia ha avvolto Venezia fin dalle prime ore di questa mattina, inevitabili i disagi nel trasporto pubblico locale. Fin dalle prime ore di questa mattina Venezia è stata avvolta per alcune ore da una fitta nebbia che ha notevolmente ridotto la visibilità in laguna. Disagi e tagli nei collegamenti acquei di motoscafi e vaporetti in centro storico. ACTV ha adottato quanto previsto dal piano nebbia del comune per garantire la massima sicurezza nei collegamenti. Gianluca Cuzzolin, responsabile del settore navigazione di ACTV, spiega. Questa mattina alle 8 circa Venezia è stata avvolta da una fitta nebbia. Questo ha comportato che per la scarsa visibilità che si è verificata in alcune zone inferiori ai 150 metri abbiamo dovuto intervenire sulle linee applicando il piano nebbia previsto dal contratto di servizio con il Comune di Venezia. Le prime limitazioni hanno comportato tagli alle linee Giracittà, linea 3, linea 41, 42, 51, 52, linea 6, salvo poi peggiorare la situazione compromettendo anche la regolarità del servizio di linea 1 e linea 2. Problemi anche per i ferri in linea 17 nella tratta Lido-Tronchetto e viceversa, vista la difficoltà a far navigare con queste condizioni ridotte di visibilità la nave traghetto Lido di Venezia. Per quanto riguarda le grandi unità, il servizio è rimasto regolare, eccezione fatta per la linea 17 dove abbiamo dovuto avvicendare l'impiego della Lido di Venezia che, avendo trazione azimutale, rende molto complicata la navigazione in caso di nebbia, con la più piccola nave traghetto San Marco, comportando una riduzione della capacità offerta pur mantenendo la totalità delle corse. Rimaniamo a Venezia, la loggetta del mercato di Rialto cade a pezzi e il comune non ci ascolta. La denuncia arriva dal portavoce dei commercianti. Come mai le istituzioni, davanti a un'idea dei cittadini e dei commercianti di ristrutturazione della loggetta e di progetto per salvare questo mercato e anche i finanziamenti che arriverebbero copiosi, e l'amministrazione è comunque sorda? Vorremmo una risposta su questo. È un fiume in piena, Iginio Mascari, istrionico e battagliero portavoce dei commercianti di Rialto. Ma in ballo c'è proprio il cuore di Venezia, il luogo da cui è iniziata la favolosa storia della città e che oggi ne testimonia tristemente la decadenza. In quella che è la sede del mercato cittadino dal lontano 1097, ma che in realtà risale ad un'epoca recentissima, il 1907, la loggia. La loggetta è un magazzino a cielo aperto, non dimentichiamoci che quando piove non passa solo il tetto nel solaio, ma dal solaio cade giù verso il mercato del pesce l'acqua, perciò è già una situazione molto precaria. Una parte era stata ristrutturata tempo fa, adesso sembra non ci siano più soldi, ma in questo caso avremo la cordata imprenditori pronti ad investire e stiamo aspettando, siamo qui che aspettiamo una decisione del nostro sindaco. Oggi Mascari ha avuto un incontro con l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga. Le idee ci sono, i finanziamenti pure, dice Mascari, ma ci vuole anche l'impegno del comune. Si potrebbero fare delle sale riunioni dove potrebbero venire delle conferenze molto importanti, potrebbe esserci uno spazio dedicato alla cittadinanza, sicuramente, che ne so, un wine bar con biblioteca. L'importante è dare impulso a questo mercato che ormai è morente e fatiscente. Siamo qui che aspettiamo un incontro col sindaco, diciamolo fuori di denti, almeno che ci possa parlare e dire no, non se ne fa niente, forse è più importante il boschetto di Mestre, sicuramente. Ancora pochi giorni sarà pubblicato il nuovo bando che assegnerà 250 posti auto al garage comunale di Piazzale Roma a chi vive o lavora a Venezia. Ormai ci siamo finalmente, tutte le valutazioni tecniche sono state esperite, quindi nei prossimi giorni avremo anche il bando per l'autorimessa comunale. L'attesa è finita. Entro la prossima settimana sarà pronto il bando per l'assegnazione di 250 posti auto al garage comunale di Piazzale Roma. Un'attesa durata una dozzina d'anni e contraddistinta da numerose interrogazioni e polemiche in Consiglio Comunale. Ma polemiche ce ne sono state anche fuori, da ultimo una diffida da parte dell'Associazione 25 Aprile.
Un'attesa, assicura l'assessore Boraso, destinata a finire tra pochi giorni. Abbiamo fatto la ricognizione grazie agli uffici AVM, sono 250 posti che si sono liberati da poter assegnare a persone fisiche e a attività economiche. Perché ci è voluto così tanto? Lei sa che adesso questo annuncio magari verrà preso con una certa ironia dalle opposizioni, perché ce ne sono stati altri nel corso degli anni. Qualcuno si sta dimenticando che abbiamo avuto 2 anni e mezzo anche di pandemia e che abbiamo un dovere di fare un bando in maniera certa e concreta e avevamo il dovere di avere al 31 dicembre del 2022, cioè non meno di un mese fa, il numero esatto di posti da poter mettere a bando. Fa parte della politica del caravanserraglio, quindi non siamo a carnevale anche, quindi va tutto bene. Su una cosa comunque sono tutti d'accordo: 250 posti auto, pur preziosi, sono pochissimi per quelle che sono le esigenze di una città come Venezia, e bisogna trovarne altri. C'è una forte interlocuzione con il presidente del porto proprio per avere una piccola area dell'ambito della marittima da poter assegnare ai nostri residenti. È un problema su cui noi stiamo ragionando molto, perché è uno dei fabbisogni importanti di chi vive e lavora in centro storico. Cambiamo ora argomento, perché i consiglieri comunali di Venezia hanno partecipato in campo Manin ad un flash mob di solidarietà al popolo iraniano. Dei giovani attraversano Campo Manin davanti ad assessori e consiglieri comunali di Venezia, indossando una maschera con i volti dei loro coetanei, condannati all'impiccagione e uccisi per aver preso parte alle manifestazioni di protesta che si stanno svolgendo in Iran. È il momento più intenso e struggente del flash mob di solidarietà al popolo iraniano e di condanna per la violenta repressione attuata dal regime teocratico di Teheran, organizzato in collaborazione con Donna, Vita e Libertà e Associazione Democratica degli Iraniani. In Iran adesso è un momento anche di riflessione, le lotte sono diventate più lotte di quartiere, di sera, di notte, dopo il buio, da tutte le città si sente il grido dei ragazzi, della gente che gridano le slogan. È un momento anche di riflessione, però nello stesso tempo purtroppo ci sono anche le notizie di dura repressione. Il nostro appoggio è solo una goccia, ha detto la Presidente del Consiglio Ermelinda Damiano, ma non possiamo rimanere indifferenti, non possiamo voltarci dall'altra parte. Durante le manifestazioni partite in Iran a settembre, dopo la morte di una 22enne arrestata a Teheran dalla polizia morale perché non indossava correttamente il velo, sono state uccise più di 500 persone, tra cui una 70 di minori. Secondo Iran Human Rights, gli arrestati sono oltre 18.500, un centinaio con accuse che prevedono la pena di morte, in un contesto spesso scandito da violenza e torture. Oggi le donne iraniane non vogliono più essere oppresse da un regime che annulla i diritti umani, vogliono vivere senza paura della polizia religiosa, perché questa polizia se vede che le nostre opinioni sulla vita o religione è diverse da loro, si comportano come i criminali con le donne, con noi e anche con gli uomini. E febbraio per il Comune di Venezia sarà un mese denso di iniziative per la commemorazione del Giorno del Ricordo. La piazza Martiri delle Foibe a Marghera è stata intitolata nel 2003 e quindi quest'anno sono 20 anni dall'intitolazione. Devo dire che questo dimostra come il Comune di Venezia abbia cominciato questo collegamento con il Giorno del Ricordo ancora prima di intitolare e istituire il Giorno del Ricordo. La giornata di commemorazione nazionale delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata fu istituita con una legge del 2004, un anno dopo che il Comune di Venezia aveva intitolato una piazza di Marghera ai tragici fatti che caratterizzarono i territori persi dall'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale, il Giorno del Ricordo 2023 a Venezia dura in realtà un mese denso di appuntamenti. Sono oltre 40 le iniziative diffuse su tutto il territorio comunale per far sì che questo mese del ricordo diventi sempre di più importante. È un atto di sensibilità che il Comune di Venezia ha sempre avuto verso una pagina che riguarda la nostra storia nazionale, una pagina buia che per molti anni è stata taciuta, addirittura negata. Cominciati con il collasso del Regio Esercito nella Venezia Giulia dopo l'8 settembre 43, gli eccidi delle foibe
provocarono dalle 5 alle 10.000 vittime. L'esodo degli anni seguenti, proseguito in maniera massiccia fino a metà anni 50, portò dalle 250 alle 270.000 persone, per la maggior parte italiani, ma anche croati e sloveni antititini, a lasciare le proprie case. Vicende che oggi sono più conosciute grazie al Giorno del Ricordo. Forse rimangono un po' scoperte quelle generazioni che andavano a scuola negli anni 80-90, perché ancora diciamo dal dopoguerra fino alla fine del secolo, questa era una storia dimenticata, una pagina strappata dai libri di storia e dalla conoscenza generale. Torniamo a parlare del Carnevale di Venezia, presentato questa mattina a Ca' Farsetti, uno degli appuntamenti più attesi. Lunedì 20 febbraio dalle ore 15 le maschere della tradizione dalla Puglia alla Sicilia, passando per il Piemonte, il Trentino Alto Adige, la Basilicata, il Molise, la Calabria e la Sardegna sbarcheranno in piazza San Marco a Venezia. L'appuntamento del Carnevale 2023 è stato organizzato con la partecipazione dell'Unione Nazionale per l'Oco d'Italia ed è stato presentato questa mattina in comune dall'assessore alla promozione del territorio Paola Mar con il consigliere Giusto e il presidente di Vera Rosa Salva. Torniamo ad invadere Venezia con le maschere antropologiche d'Italia, che rappresentano una vera identità legata alla propria tradizione. Oltre 200 figuranti, 7 regioni presenti, un modo per collegare tutta Italia al più bel carnevale del mondo, che è quello di Venezia. Un'iniziativa diffusa sui vari campi veneziani e vedrà protagoniste le pro loco di varie regioni italiane. Quello che è importante è che ci sia un carnevale che riesce a esprimersi anche dando la possibilità di esprimersi agli altri. 10 i gruppi selezionati con oltre 200 figuranti dal comune denominatore di esibizione che tramandano di generazione in generazione un legame storico con l'identità del territorio che rappresentano. Venezia sicuramente è la madre del carnevale, della storia del carnevale. Il primo evento di carnevale emanato proprio dalla Repubblica Serenissima, siamo alla fine del 1200. Ma non solo, Venezia diventa anche vertice di incontro, di aggregazione comunque anche delle tradizioni carnevalesche del mondo dell'epoca. Siamo molto felici, veramente felici di questo ritorno delle rappresentanze di carnevali tra gli italiani di grande tradizione e di grande valore storico. Si tratta di presenze di delegazioni che portano un contributo sostanziale di contenuti, di tradizione e di arricchimento proprio del contenuto della nostra stessa manifestazione, che assume così una valenza ancor più di rappresentanza nazionale. E da Venezia è tutto, vi lasciamo ora le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buonasera a tutti. Venezia, per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader. Bentrovati al meteo. L'anticiclone delle Azzorre domina il paese, tempo stabile dunque su tutto il nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 3 febbraio. Sul Veneto tanto sole, frequenti nebbie in pianura, poi in dissolvimento di mattina e in nuova formazione la sera. Alternanza di nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni altrove. Sui monti sarà piuttosto ventoso, specie in quota. Temperature con andamento irregolare, minime tra -2 e 2 gradi, massime invece tra i 7 e i 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche in questo caso saranno possibili locali foschie mattutine sulle zone pianeggianti e costiere, cielo poco nuvoloso altrove. Sulle Alpi frequenti addensamenti e sarà possibile del nevischio. Inoltre in quota soffierà vento da nord-ovest moderato. Temperature minime intorno a -1-2 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, come ci mostra la nostra grafica, con cielo limpido o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sugli 11 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.
Venezia. Per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader.